Tutti contro l'articolo 177 del Codice degli Appalti. Sindacati lavoratori in piazza anche a Belluno, come in tutto il Veneto e l'Italia. Settori strategici, energia, gas, igiene ambientale. Quell'articolo, che si chiede venga cancellato, dal 31 dicembre obbligherà le aziende concessionarie ad esternalizzare l'80% delle attività con importo superiore ai 150.000 euro, anche nei casi in cui vengano svolte dal proprio personale. Ciò comporta che personale che per raggiungere una professionalità che si costruisce negli anni rischierebbe di essere messo in concorrenza, di andare fuori da questo mercato a vantaggio di altra gente che non è pronta. Pesanti le ricadute sul territorio. Durante la pandemia, durante Vaia, durante tutti gli eventi meteorologici importanti che una volta venivano definiti eccezionali e che oggi rappresentano quasi la normalità, i cittadini hanno sempre avuto acqua, energia elettrica e gas. Con l'esternalizzazione dell'80% delle concessioni con gare d'appalto al massimo ribasso c'è il serio rischio che questo possa impattare pesantemente non solo sui lavoratori ma anche sulle utenze. I sindacati sono stati ricevuti dal rappresentante territoriale del governo. Il prefetto davvero è stato sensibile nei nostri confronti nel voler accogliere i documenti che gli abbiamo presentato, documenti che sono stati scritti a livello nazionale e anche a livello territoriale. Ovviamente lui farà le opportune valutazioni, però così in prima battuta il riscontro che ci ha dato è stato quello comunque di voler provare in qualche modo anche lui, per quello che rappresenta, ad essere solidale con noi.